Al Politecnico di Milano, come gruppo di ricerca, portiamo avanti il tema dell'urban health, ovvero cercare di promuovere la salute nei contesti urbani o cercare di capire come trasformare la città attraverso iniziative urbanistiche e architettoniche per in un qualche modo incentivare l'adozione di corretti stili di vita. Questo rapporto è un rapporto storico, nel senso che le città hanno subito delle trasformazioni ottocentesche proprio motivate da degli scopi di salute. Dalla Parigi haussmanniana al piano Cerdà per la città di Barcellona avevano appunto delle finalità di riqualificazione, di rigenerazione della città per renderla più salubre. E questo rapporto storico, dopo essere stato abbandonato per molti anni, caratterizzati dall'espansione industriale, quindi dalla necessità di creare nuove abitazioni, nuovi spazi, è stato un po' perso. E credo che negli ultimi decenni e negli ultimi anni la comunità europea, sia la comunità scientifica che la sfera progettuale, ma anche la comunità italiana, stia recuperando questo rapporto e sempre più vediamo con iniziative pubbliche, associazioni culturali, associazioni scientifiche, enti ministeriali, stanno appunto cercando di riavvicinare questi due mondi, cioè il mondo della progettazione, della progettualità architettonica e urbanistica e la sfera della salute pubblica, coadiuvati e supportati dai policy maker, che ovviamente sono poi gli attori decisori di questo processo, e mediante anche l'ascolto con la cittadinanza. Quindi il city user ricopre un ruolo strategico appunto nell'applicazione di queste strategie che vanno da l'interconnessione dei sistemi verdi, le infrastrutture verdi, filari alberati, parchi urbani, ma non solo, anche la riappropriazione di nuovi luoghi dedicati al verde urbano, come possono essere per esempio le coperture verdi. Strategie di urban health che proseguono pensando all'accessibilità ciclopedonale della città, con una particolare attenzione alla revisione delle sezioni stradali, alla restituzione di spazi per il pedone e per il ciclista. E anche qui, come per quanto riguarda l'infrastruttura verde, è molto importante l'interconnessione della rete. Un'altra strategia molto importante dal punto di vista dell'urban health è la riattivazione dei luoghi e garantire al tessuto consolidato della città contemporanea un'elevata mixité funzionale. Il concept Your City Center di Glasgow, proposto dagli architetti olandesi MV-RDV, sicuramente lavora in questa direzione, nel senso che la città di Glasgow soffriva di un'accessibilità durante un periodo diurno limitato. Il piano regolatore che loro hanno proposto per i piani terra non solo va a rivedere le funzioni a livello strada, ma va a garantire una multifattorialità e una diversità di funzioni che tendono proprio a rendere più attrattivi i luoghi. Inoltre questo piano si completa con interconnessioni verdi, interconnessioni ciclopedonali, come abbiamo citato in precedenza. Ritengo che un altro tema strategico sia quello dei playground, ovvero offrire dei luoghi della città per la conduzione dell'attività fisica spontanea. Ricordiamoci che l'OMS ci consiglia un livello di attività fisica di circa 30 minuti al giorno, ma non ci riferiamo all'attività fisica che viene condotta per scelta nei luoghi preposti alla sport, ma un'attività fisica spontanea di fruizione della città. Per esempio, anche qui, sempre l'esperienza nordica ci può essere d'aiuto. Il parcheggio Plug and Play è stato interessato da un progetto di playground in copertura, in modo tale che la popolazione possa fare gratuitamente, la popolazione di Copenaghen, quindi con un clima anche abbastanza ostile alla conduzione di attività fisica outdoor, possa compiere appunto per scelta questo momento sportivo e di svago, tra l'altro allontanandosi dal livello stradale, che è sicuramente maggiormente inquinato. Altre azioni molto importanti che potrebbero interessare le nostre città e che già sta cominciando questo processo, per esempio se pensiamo alla mobilità lenta e al grande tema dei monopattini, che sta in un qualche modo mettendo in difficoltà dal punto di vista normativo tante amministrazioni, è quello della riduzione del traffico veicolare, quindi sottrarre spazio alle autovetture, sicuramente a vantaggio del trasporto pubblico condiviso, ma ancora di più a vantaggio di quello che viene definito active transportation choices, cioè delle scelte in favore del trasporto attivo, quindi ciclabili e pedonali.
Un esempio molto interessante è il Superblock Model di Barcellona, dove oltre a una profonda revisione dei sensi di marcia sono state riviste, riprogettate anche le sezioni stradali, quindi laddove c'erano 2 corsie è stata prevista una sola corsia ad un unico senso di marcia, sono state create delle sorte di isole di traffico ambientali ed è stato restituito spazio alla sezione stradale dedicata non solo al pedone e al ciclista, ma anche alla espansione delle attività commerciali, delle attività ricettive che caratterizzavano i binari terra all'esterno. In questo modo credo che il meccanismo anche delle amministrazioni possa autosostenersi nel momento in cui vanno ad affittare, vanno a concedere appunto in concessione nuovi spazi pubblici, garantendo comunque una funzione attrattiva durante tutte le ore del giorno. E sicuramente questo è un processo in atto. In Italia lo stiamo portando avanti appunto come Politecnico di Milano, insieme a un gruppo di ricerca che è coordinato dal professor Capolongo Stefano, che tra l'altro è referente della Urban Health Section dell'European Public Health Association, dove ancora una volta, e torno al tema introduttivo del mio intervento, architetti ed esperti di salute pubblica lavorano insieme proprio nel tentativo di riportare la progettazione urbana architettonica su temi di equità non solo sociale ma anche di salute.